Vicentino Alessandro Benigno, designato dal Consiglio regionale ad entrare nel Comipa. Si tratta di un organismo che mette insieme Ministero della Difesa, Demanio e Regioni per la pianificazione, l'organizzazione e le decisioni che riguardano le installazioni militari presenti sui territori. Un organismo di cui i vicentini hanno cominciato a capire l'esistenza e che cosa facesse ai tempi della realizzazione dell'ex Dalmolin, oggi caserma del DIN. Vogliamo cominciare a dare un pochino più di informazione a chi ci segue e dire esattamente che cos'è questo organismo? Il Comipa è il comitato misto paritetico previsto dal Codice dell'Ordinamento Militare, un organo consultivo composto da ufficiali delle Forze Armate, funzionari dello Stato e rappresentanti della Regione, il cui compito principale è armonizzare l'esigenza della difesa e dei piani delle installazioni militari con i piani territoriali, economici e sociali del Veneto. Una tematica quanto mai attuale in un contesto molto articolato, molto sensibile e molto delicato, ma in generale è un tema su cui è importante, per quanto l'organo sia consultivo, ci sia una rappresentanza proprio della comunità in questo caso. Sicuramente sì, ed è anche una bella opportunità perché significa sedere a fianco di uomini e donne che, lontano dai riflettori e senza chiedere nulla in cambio, ogni giorno garantiscono la sicurezza della nostra nazione. Ma il Veneto è anche la sua terra, la sua gente, quindi parliamo di comuni, imprese, famiglie che magari vivono a fianco a un poligono, a una caserma, a un'infrastruttura militare. Il Comipa serve anche a dare a loro risposte, ascolto, ed è quello che faremo. Sono strutture anche molte in dismissione, molte che esistono a Vicenza, forse l'esempio più eclatante è la caserma Borghesi che viene in mente, che fanno parte integrante della città, ma sono lì con un futuro incerto, da decidere deciso ma che non si sviluppa. Anche quelli sono ragionamenti in capo a questo comitato? Sicuramente sì, questo organo ha anche il compito di capire come valorizzare infrastrutture che magari ad oggi non sono utilizzate sul piano della difesa e quindi con scopi militari. Ribadisco appunto che questo organo ha l'esigenza di armonizzare quelle che sono le esigenze della difesa in una congiuntura anche geopolitica internazionale complessa con i fabbisogni dei territori sul piano infrastrutturale, sociale, economico e anche ambientale.